Rieccoci insieme con le tre principali associazioni consumatori. Stanno svolgendo un progetto anche di diffusione, di divulgazione e di informazione delle persone sulle tante problematiche che possono essere risolte rivolgendosi alle associazioni di consumatori. Un altro messaggio è il fatto di aver perso un giorno di ferie, come viene riconosciuto su una settimana, un giorno è tanto. Penso magari al ritorno degli voli aerei. Giovanna Capuzzo, Presidente. Sì, diciamo che in tante circostanze ci vengono chiesti i riconoscimenti, diciamo, dei danni collaterali ai mancato guadagno, insomma. Sì, mancato guadagno, mancata chance e quant'altro. Diciamo che non è semplice purtroppo trovare delle soluzioni o il riconoscimento del danno economico, in questo caso che si traduce nella perdita di un giorno lavorativo. È chiaro che però nella richiesta di risarcimento del danno verrà quantificato anche quello, dopodiché, come si diceva prima, sarà ovviamente il più delle volte, in caso appunto di un risarcimento del danno, un giudice a dover valutare la meritevolezza o meno della richiesta. Sergio Taurino, Presidente ad hoc Veneto, mi rifaccio anche un po' tutte queste questioni, mi viene in mente, ma voi associazioni di consumatori, unitamente anche a quelle europee, dove in Europa comunque hanno un peso diverso, per questi casi, che sono casi eclatanti, perché quando parliamo di Bitcoin, anziché parlare, faccio un esempio, parliamo di compagnie aeree, parliamo di tanti grossi gruppi, non avreste titolo per intervenire per una normativa più stringente a livello europeo, come è venuto in passato su certe normative che sono state istituite a tutela dei consumatori proprio a fronte di istanze pressanti delle associazioni stesse? Beh, la risposta è velocissima e semplice. In ambito europeo, nell'ambito della Comunità Europea, abbiamo già degli organi rappresentativi come associazioni dei consumatori, ma forse la cosa più importante è quella da dire è che la legislazione c'è. Da parte della Comunità Europea ci sono tutti gli indirizzi e tutte le direttive. Arrivano in Italia e perdono il treno. Cioè non vengono trasmutati in legge? No, ci vogliono mesi e anni, per esempio per acquisire un decreto, cioè una direttiva europea e trasformarla in legge in Italia. Cioè non è che ci voglia Mago Zurlì con la bacchetta magica, però quello che voglio dire è che in Italia siamo sempre un po' indietro, no? Anche nel recepire tutte le direttive europee, per cui stiamo parlando del turismo. Se io penso che ci abbiamo messo 3 anni o 4 per poter recepire le direttive europee sulla carta sul turismo, tant'è vero che poi è stata tolta dal codice del consumo perché proprio non riuscivamo neanche ad aggiornare il codice del consumo, per cui questo è già un problema, cioè il passaggio dalla direttiva al decreto legge, alla legge o anche a una direttiva. Posso pensare all'energia all'ARERA o l'Agicom per quanto riguarda la comunicazione. Quindi ci vorrebbe anche una volontà politica. C'è sempre questa difficoltà nel dover recepire direttive e poi dopo applicarle. Stiamo parlando della transterritorialità, ma dove stanno sti qua che devo perseguire? Dove li trovo? Cioè dove sono? In Liechtenstein, poi li trovi alle Bahamas, poi li trovi dove? Allora, il mantra del consumatore, del codice del consumo, era che la città di residenza del consumatore era la città elettiva di tutte le controversie del mondo. Certo. Dove stanno? Cioè online dove siamo? Chi è che mi fa? Adesso mi è capitato che un vettore, come si chiama? Un mediatore di viaggi online, no? Vende il pacchetto, poi dopo si scopre che quel pacchetto non era adeguato. Il consumatore viene da me a dire: devo parlare con il mediatore di viaggio o con la compagnia aerea? No amore, devi scrivere a quello e a quell'altro. Ma allora, c'è qualcuno che è responsabile di qualcosa? In Italia, vabbè, siamo ancora indietro. Ma in Europa lo stesso. In questo frangente, quando la Giovanna parlava appunto delle difficoltà a trovare anche, no, una sede, un luogo per poter generare anche, non so se sia il rimborso, il risarcimento, non riusciamo ancora oggi a trovare una sede, un luogo e una modalità che sia uguale per tutti e che siamo Europa, siamo tutti uguali, no? Diciamo che il mondo e tutti facciamo le stesse cose. Il mondo sul web non è stato regolamentato. Per cui quando si va in Parlamento europeo, noi abbiamo il rappresentante, noi avevamo Antonio, un rappresentante proprio al Parlamento europeo, però qual è il progetto? Il progetto sarebbe che come c'è quello italiano, ci sono anche tutti gli altri 27 paesi, per cui si dovrebbe creare, oltre ai famosi
carrozzoni, che io li chiamo carrozzoni perché quando ci si unisce 27 rappresentanti bisognerebbe anche fare sintesi e dire noi cosa portiamo, non come lobby, perché non vogliamo diventare lobby. Ha ragione Davide quando la spettatrice ci ha detto ma in America è l'America, lasciamo l'America, noi siamo l'Europa, no? E le associazioni dei consumatori vivono di volontariato e vivono di contributi, quelli che sono, vabbè, che ci servono per poter fare veramente opera sociale. Noi oggi stiamo facendo opera sociale, torniamo da una conferenza stampa dove ci stiamo mettendo a disposizione, no? Sportelli in più, cioè più ore negli sportelli eccetera, per le bollette. Domani mattina potrebbe essere per un'altra cosa, cioè ci stiamo rendendo conto di questo. Dico vorrei stare in America a questo punto, signora, magari la lobby, capito, mi pagano, così vado a fare anch'io lobby in America per le associazioni dei consumatori. Per cui questo è l'argomento, direttive europee, momento di recepimento della direttiva e momento anche di mettere in pratica. Chiaro. Un'altra delle questioni che è abbastanza urgente, adesso il tempo è quello che è, per cui dopo ogni volta penso che capitolo per capitolo affronteremo bene, è il famoso 110%. Allora, anche sempre questo... stesso discorso. E parlo sempre che si fa una legge, poi dopo si creano gli strumenti, poi dopo, al di là che ci siano i furbetti o che non ci siano, perché poi dopo non mi venga a dire qualcuno che è crollato l'impalcatura perché c'erano molti furbetti. Probabilmente l'impalcatura non era proprio tanto solida e debole, era un po' debole, e non è riuscita anche a intercettare, no? Non ha fatto il calcolo con quello che era il futuro di questa perché era 2 anni, 1 anno e mezzo che si doveva progettare tutto, no? Ho tentato anche di farlo io, no? 110 è un'altra cosa. Il bonus, no? Il bonus 110 ha risentito di cosa? Ha risentito, vogliamo dire che ha risentito dell'inflazione? Certo. Vogliamo dire che ha risentito della guerra? Certo. Vogliamo dire che ha risentito Però non c'è stata una... Perché? Perché se aumentano i costi dei materiali, eccetera. Adesso Giovanna prima mi dice guarda, dice c'è un caso, no? Di un'azienda che chiaramente vuole rinegoziare con me, no? Che gli ho chiesto di farmi i lavori, vuole rinegoziare il contratto perché il cemento costa di più, il ferro costa di più, questo costa di più e io non ce la faccio, dice l'azienda, a poterti fare il lavoro a quel prezzo che avevamo concordato. Le banche, stendo un velo pietoso, oggi stamattina ha detto che sul 110 si spenderanno per semplificarlo, per semplificare le procedure eccetera, ma poi abbiamo visto che negli ultimi 3 mesi le banche quanta gente hanno concesso? A nessuno. Io so che mi è capitato a me in prima persona che l'azienda ancora sta aspettando i soldi da ottobre del 2021. Allora, vogliamo metterci d'accordo su questo. Quando si fa una legge si prevedono degli impegni di spesa, si deve prevedere anche gli accidenti, perché la guerra non è che la posso programmare, ma devo capire di essere talmente solido e talmente contro le truffe, perché in Italia facciamo la legge e creiamo l'inganno. Per cui bisogna essere sempre molto attenti, anche se è un'operazione sociale meritevole. Potrebbe essere un'associazione, un'iniziativa meritevole perché magari crea movimento, soldi, fa girare i soldi, eccetera. L'economia gira, però poi dopo bisogna mettere anche i paletti e non bisogna avere pietà di chi ne approfitta. Proprio io su questo purtroppo mi inimicherò sinistra, destra, centro, sopra e sotto, non me ne frega niente. Chi sbaglia, cioè chi fa il furbetto, non merita, perché quelli che veramente poi dopo ne pagano le conseguenze sono i poveri, sono quelli gli ultimi. Che non hanno la possibilità. Vogliamo parlare di bollette, vogliamo parlare del bonus sociale? Certo. Un'ora fa ho detto... Aspetta un attimo che c'è un messaggio. Come riconoscere un'associazione seria da una fasulla? Esiste un elenco certificato e dove trovarlo? Sì, allora, le associazioni nazionali sono iscritte al CNCU, il Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, che è ovviamente sorvegliato, diciamo così, dal Ministero dello Sviluppo Economico, e là ovviamente sono pubblicate tutte le 19 associazioni che adesso sono riconosciute a livello, diciamo,
italiano. A livello regionale invece ci sono, adesso come dicevo in premessa, siamo in 5 associazioni dei consumatori, non per questo non voglio dire che le altre non siano brave tanto quanto noi, però perlomeno noi abbiamo l'obbligo, chiedendo la conferma di iscrizione in regione, di sottostare a determinati parametri e a determinate verifiche ovviamente. E adesso noi a fine mese ripresenteremo la domanda di conferma di iscrizione all'associazione, quindi porteremo alla Regione del Veneto, che è ovviamente l'ente deputato alla verifica di tutte le caratteristiche richieste, i nostri elenchi iscritti, i nostri bilanci e tutto quello che è relativo alla vita dell'associazione. Tra l'altro, essendo associazioni serie come le nostre, noi pubblichiamo sempre tutti i proventi di cui facciamo utilizzo, quindi sui nostri siti istituzionali sono pubblicate tutte le entrate, tutte diciamo, le risorse pubbliche di cui beneficiamo, quindi diamo massima trasparenza. Il consiglio che diamo è quello di rivolgersi per lo più alle associazioni riconosciute dalle regioni, in questo caso dalla Regione del Veneto e in tutte le altre regioni d'Italia, e affidarsi di fatto a quelle. Chiaro, abbiamo un minuto dalla chiusura. Sergio Taurino, per completare, anche la questione bollette la state affrontando, l'avete presa in carico? Ce ne eravamo anche prima con la Presidente di Federconsumatori. Mi avete parlato anche oggi. In conferenza stampa con Giovanna, con Davide, abbiamo appunto proprio messo i puntini sulle i su quelle che sono la nostra capacità anche di poter non solo influire sulle scelte del consumatore, perché vorremmo informarlo e formarlo, quindi chiediamo cortesemente, prima di firmare contratti, di fare cretinate mondiali, di venire prima all'associazione consumatori e dire: ma a me serve avere, non so, 4,5 kW perché ho la lavastoviglie? Anche queste cretinate, tutto serve perché si profila tutto. A te serviranno certe cose, a me, alla mia famiglia ne servono altre, alla sua ne servono altre. Allora, prima questo, prima informatevi, poi dopo scegliete dove volete, nessuno vi dice però. Ci tengo al discorso del bonus sociale, perché stamattina mentre facevo la barba, mi facevo carino perché dovevo venire in trasmissione, pensavo e sento alla radio che dice il bonus sociale verrà esteso a tante. Poi dopo a me l'altro giorno me ne è venuta una che da un anno non riceve il bonus sociale perché le grandi aziende si stanno rimpallando con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate, si stanno rimpallando responsabilità su quando devono essere pagate. Se dovevano essere da gennaio di ogni anno durante le 6 fatturazioni. Invece cosa succede? Che mi hanno scritto una lettera 2 grandi compagnie dicendo: guarda che faremo il conguaglio a dicembre. Ma intanto le bollette che ha pagato sta persona, nostra famiglia con 4 bambini piccoli, 450 euro a bolletta, ho dovuto chiamare non so dove, in cielo, per poter dire: bloccateli l'ultima fattura, 480 euro, perché non riesce a pagarla, e le hanno fatto una rateizzazione, ma solo perché eravamo l'associazione dei consumatori. La gente non sa dove andare più. Allora, vogliamo fare il bonus sociale? Prima applicatelo bene. Da gennaio a giugno a dicembre, altrimenti le persone e famiglie vanno assolutamente in crisi. Penso che, mi scuso, ho rubato un po' di tempo in più, ma ci tenevo a sto bonus. No, ma è corretto farlo. I poveri meritano qualcosa, noi poveri noi siamo, tutti poveri ormai. Mettiamo in chiusura anche le sedi delle associazioni dei consumatori dove rivolgersi, nella slide delle varie sedi, a parte che poi basta trovarli, ci sono 9 sportelli per quanto riguarda i vari territori provinciali, dove ci sono altri 4, 10, cosa sono? 19, 23 sportelli in tutto, se non sbaglio, quindi sono tutti in tutti i territori regionali. Ecco, li vediamo qui, ovvio che dopo dovete andare a cercarveli, chiamare, prenotare eventualmente un incontro. Ma c'è tutto? Sì, c'è tutto, infatti abbiamo i numeri di telefono, tutto là. Assolutamente sì, questo è importante. Allora, detto questo, io vi ringrazio nell'ordine Davide Cecchinato, dottor Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum del Veneto, la dottoressa Giovanna Capuzzo, presidente di Federconsumatori del Veneto, grazie, il dottor Sergio Taurino, presidente dell'ADOC del Veneto. Grazie di essere stati qui con noi, ci rivedremo, svilupperemo insieme alle associazioni consumatori le diverse tematiche in base anche ai diversi progetti che sono stati presentati. Importante essere informati, rivolgetevi, presentate le vostre problematiche alle associazioni di consumatori, Federconsumatori, ADOC e Adiconsum del Veneto, scrivete anche a noi che poi noi giriamo le varie questioni e cerchiamo di risolvere, quindi potete mandarci delle mail con i vostri casi se non volete farlo direttamente alle associazioni, che sarebbe meglio di tutto. Detto questo, ci rivediamo presto, grazie.